Perquisizioni da parte della Digos della Questura di Padova a carico di 3 appartenenti al Centro Sociale Levante, l'ex Gramigna, e alla stessa sede del movimento dopo l'imbrattamento, il 26 gennaio scorso, della statua di Aldo Moro, della targa in memoria degli uomini della sua scorta uccisi dalle Brigate Rosse e di scritte contro Israele sui muri del Centro Culturale San Gaetano. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura di Padova con l'ipotesi di accusa di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, nonché deturpamento ed imbrattamento, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. I fatti si svolsero nella notte tra il 25 e il 26 gennaio di quest'anno, a poche ore da una cerimonia in occasione della Giornata della Memoria fissata al Centro Culturale San Gaetano. Una volante alle 6 del mattino si accorse che era stata appunto imbrattata con la vernice rossa il volto della statua dello statista e la targa con i nomi dei 5 agenti di scorta. Non solo questo, perché erano state fatte anche numerose scritte contro Israele e inneggianti all'intifada sulle mura del palazzo storico ospitante il Centro Culturale San Gaetano. La Digos individuò i presunti autori, 2 uomini e una donna militanti del Circolo Proletario Comunista Levante, ex Gramigna. Sono in corso indagini anche a riguardo di altre scritte analoghe e più recenti.